Adesso andiamo a conoscere uno per uno i protagonisti di questo incontro di energia vincente organizzato da Scotrade. L'energia vincente è quella che dovremmo tutti avere, perché la strada giusta a volte è l'unica strada per risolvere situazioni difficili, dove molte volte è giusto soffrire, giusto piangere, giusto disperarsi per qualche cosa che ci capita, ma dopo di questo è indispensabile che scatti l'energia vincente per migliorare le situazioni, per dare coraggio anche a chi ha meno energia di noi. Tu prima hai lanciato un messaggio, il sociale in Italia a volte non si fa come si fanno le vere imprese, invece è importante fare imprenditoria anche nel sociale. Sì, la mia energia è tutta qui. Io sono sempre stato un imprenditore, ho visto il mondo del sociale da vicino, grazie ad Andrea, mio figlio, autistico, e ho visto due mondi diversi. Nel mondo delle imprese tutto che funziona organizzato, con programmi, con incentivi, con il futuro sempre da migliorare, e ho visto il mondo del sociale invece affidato al caso, ai volontari, alle donazioni, a quello che arriva, e questo non mi è andato giù. La mentalità imprenditoriale portata nel sociale, questa è l'energia vincente che sto cercando di portare avanti io qui in Italia. Che messaggio vuoi dare allora alle imprese del territorio? Alle imprese io dico: fate il vostro lavoro, che penso che ognuno nel proprio settore deve mettere tutta l'energia possibile in quello che fa, ma l'1%, una piccola parte dedichiamola al sociale. Se lo facciamo tutti, sia le imprese che le persone, risolveremo tanti problemi che istituzioni, Stato non sono in grado di poter soddisfare. Quindi dico alle imprese: i bambini delle fate è il nostro esempio per chi vuole vedere, ma diamo le nostre briciole a chi ne ha bisogno come il pane. L'energia vincente secondo me è sia la famiglia che gli amici, ma soprattutto lo sport. La tua esperienza quindi è la scherma la tua grande energia? Sì, la scherma però grazie alle persone che mi stanno dietro, grazie alla famiglia che dedica del tempo per me, che anche grazie agli allenatori, personal trainer e tutto quanto, tutte le persone che ti stanno intorno riescono a darti dell'energia che tu poi dedichi allo sport. Tu oggi hai dato dell'energia a questa platea di Scotrade, che messaggio hai dato? Diciamo che sicuramente di fare qualcosa, diciamo, nella vita, tra virgolette, però comunque riuscire a dedicare del tempo anche per gli altri e riuscire a tirar fuori l'energia che hanno dentro, che magari non sanno di aver dentro, e di tirarla fuori e di riuscire, sì, ad usarla, diciamo, tra virgolette, non solo per loro stessi ma anche per fare del bene agli altri. La mia energia la trovo facendo sport e facendo anche le cose che sto facendo con l'IPD. Cosa fai con IPD? Sto facendo il servizio di cameriere e di sommelier. Adesso stiamo dipingendo con i rulli delle tele che vanno su un'altra azienda, che le mettono sulle pelli, che si stampano, che fanno le borse, le cinture e le scarpe.